Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto con l'appuntamento live di friulitv.net con le ultime notizie dal Friuli Venezia Giulia. Sono 8.000 le persone che stanno partecipando al corteo del coordinamento No Green Pass che è partito alle 15:15 di oggi a Trieste. Lo ha reso noto la questura del capoluogo giuliano. Per la città si tratta di un numero molto alto, il secondo degli ultimi 10 anni, dopo una delle ultime manifestazioni dei No Green Pass e No Vax, quando hanno sfilato in centro circa 15.000 persone. Si tratta oggi del settimo corteo a Trieste contro il Green Pass. È assente il leader del coordinamento, la gente come noi, Stefano Puzzer, che sarebbe fuori città. Al momento tutto sta procedendo secondo le norme vigenti. E adesso parliamo dei numeri del Covid in regione, perché sono 6.133 tamponi molecolari, sono stati rilevati 374 nuovi contagi. Sono inoltre 16.565 test rapidi antigenici realizzati, dei quali sono stati rilevati 35 casi. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 2 uomini, uno di Gorizia di 81 anni e uno di Trieste di 86, entrambi deceduti in ospedale. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 17, mentre i pazienti in altri reparti 110. Relativamente al servizio sanitario regionale, nell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina sono state rilevate le positività di un tecnico di laboratorio, un medico e un operatore sociosanitario. Nell'azienda sanitaria dell'Università del Friuli Centrale di un amministrativo, un infermiere e 2 operatori sociosanitari. Nell'azienda sanitaria del Friuli Occidentale invece si tratta di un infermiere, un assistente tecnico e un operatore sociosanitario. A questi si aggiunge un medico dell'Istituto Materno Infantile Burlo Garofalo di Trieste. Infine, per quanto riguarda le residenze per anziani, sono stati rilevati 4 casi tra gli operatori a Trieste, Gorizia e Tavagnacco e uno tra gli ospiti in quel di Trieste. Ed ora parliamo di edilizia nel prossimo servizio. Assessore Pizzimenti è un evento che dimostra quanto la Regione vuole essere vicina ai cittadini anche per l'acquisto del bene casa, specialmente a chi non se lo può permettere. Sì, questo è un intervento molto particolare perché va a investire una fascia di utenza che non può né accedere alle case ATER perché magari il reddito è superiore a quanto previsto, né andare sul libero mercato perché è troppo basso per poter accederlo. E quindi si dà una risposta importante, come in questo caso, perché siamo oltre 66 appartamenti, a una città come Udine che ha sempre grandi richieste, grandi numeri, e quindi mi pare un'ottima idea e un ottimo risultato. Fa parte di un intervento complessivo molto importante su tutta la Regione, su tutto il territorio. Sì, diciamo che la Regione ha partecipato al fondo di oltre 90 milioni con 8 milioni, ancora a suo tempo qualche anno fa, che hanno dato la possibilità di trovare sul territorio, sparso su tutto il territorio Friuli Venezia Giulia, oltre 650 appartamenti. Quindi mi pare una cosa buona e giusta, ma soprattutto sottolineo il grande risultato di collaborazione fattiva e concreta tra pubblico e privato, che è una cosa che spesso viene demonizzata, ma in realtà il privato può condividere benissimo con il pubblico e viceversa per ottenere degli ottimi risultati. Studi anche interventi per le persone cosiddette zero atre, quelle che non possono accedere nemmeno ai benefici. E qua è un'altra sfida che abbiamo pro futuro, cioè trovare quella di dare una risposta a quelle persone, come le chiamo io, da zero ATER, cioè quelli che non riescono a entrare nell'ATER ma che non hanno la casa e hanno dei tempi brevissimi per poter accedere a una nuova casa. E questa è una sfida che dovrò risolvere questo problema entro il fine mandato. E adesso andiamo a chiudere con Monfalcone per quanto riguarda le iniziative dell'imminente Natale, perché il dicembre monfalconese, con i suoi appuntamenti tradizionali, l'insegna dell'animazione tematica del territorio,
Al fine di allietare la fruizione del centro cittadino e dei suoi rioni, sia da parte dei residenti che dei turisti, si arricchisce quest'anno di nuove attività culturali attrattive. Sarà una città a dimensione di famiglie e bambini, ha dichiarato il sindaco Anna Maria Cisint, aggiungendo che il leitmotiv di quest'anno sarà lo spirito di identità, simbolicamente rappresentato dalla pista di pattinaggio che richiamerà il biscotto. In conferenza stampa anche gli assessori Fasan e Garimberti e la dottoressa Ghiraldo, responsabile del servizio eventi. Tutto inizierà il 21 novembre prossimo e poi dall'8 di dicembre, come da tradizione, il via ufficiale. E con questa notizia è tutto, grazie come sempre per la visione e l'ascolto, non resta che augurare a tutti voi gentili amici e amiche un buon proseguimento di giornata, ulteriori aggiornamenti sul nostro sito friulitv.net. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position.